Un edificio a due piani che sorgerà al posto di quello esistente e dichiarato inagibile a fine giugno perché non a norma con i requisiti antisismici, 10 aule confortevoli e accoglienti, spazi per gli insegnanti e una nuova palestra. Sarà questa la nuova scuola primaria di Ferrada di Moconesi. Per realizzarla il Comune potrà contare, quando verrà erogato, su un finanziamento di quasi 2.200.000 euro. Moconesi infatti si è classificata al terzo posto su 189 soggetti che hanno partecipato in tutta la Liguria al bando del Ministero dell'Istruzione, che mette a disposizione risorse per la riqualificazione del patrimonio scolastico nazionale, stanziamento che sarà implementato di altri 400.000 euro di fondi regionali che il Comune ha già a disposizione. Questo ci permetterà di fare che cosa? Di demolire e ricostruire, come dicevo, in loco la scuola primaria, ovviamente completamente riprogettata, completamente rivista, rispettando ogni normativa sismica e non, concertata oltretutto con la direzione scolastica, oltretutto ampliata, perché non va dimenticato che nel 2016 avevamo fatto un altro progetto per l'ampliamento della vecchia scuola elementare di Ferrada, dove avevamo ottenuto un finanziamento da parte della regione di 400.000 euro che, unitamente ai nostri 200.000 di cofinanziamento, ci permetteva di fare che cosa? Di costruire una nuova palestra da 200 metri quadri interna con spogliatoi e 2 aule al primo piano. In queste settimane l'amministrazione sta lavorando per permettere comunque a settembre l'inizio regolare delle lezioni per i bambini delle elementari alla luce dell'inagibilità dell'edificio di Ferrada. A questo proposito è stato individuato il primo piano dell'edificio che attualmente ospita le scuole medie a Gattorna. Verranno ospitati i bimbi che andavano a Ferrada per il tempo strettamente necessario per aggiudicarsi il finanziamento, appaltare i lavori, finire i lavori e aprire le porte della novella scuola di Ferrada. Stiamo lavorando, l'importante per noi, l'obiettivo è far sì che bambini, insegnanti ed operatori vadano in una scuola a Ferrada che sia il più sicura possibile, anzi sicura al 100%.